cordiale saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, agli amici di Radio Palazzo Carli, della Tenda TV. Sono Don Alessio Magoga, direttore responsabile dell'azione settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto. Con me oggi c'è anche Luca Bortoli della Difesa del Popolo, il settimanale della Diocesi di Padova. Ma soprattutto oggi con noi c'è Monsignor Riccardo Battocchio, vescovo eletto della Diocesi di Vittorio Veneto. La notizia è proprio di questi giorni e l'abbiamo accolta con grande gioia e con grande entusiasmo. Vogliamo approfittare di questo momento intanto per ringraziarla della disponibilità di incontrarci e soprattutto per porgerle qualche domanda, per conoscerla un po' di più. Ecco, la prima domanda che così desideravo proporle è se ci dice qualcosa a proposito del suo cammino vocazionale, come è nata la sua vocazione verso il sacerdozio. Grazie anzitutto di questa occasione per un primo incontro dopo la comunicazione della nomina che chiaramente provoca sentimenti anche non sempre molto ordinati. Dove è nata la vocazione? Io sono nato in un contesto segnato dall'esperienza cristiana, la famiglia, la parrocchia, soprattutto la parrocchia, e una parrocchia, quella di Felletti di Romano del Zelino, dove era abbastanza normale che qualcuno ogni tanto partisse o per il seminario o per la vita religiosa. Nella mia famiglia c'era uno zio scalabriniano, amici di famiglia, preti, religiosi, quindi non è una cosa così strana, era abbastanza normale vivendo un contesto ecclesiale. Poi c'è stato il tempo del liceo, incontri, un'esperienza più aperta, più anche di laicità, ma sempre con un desiderio di far parte della comunità cristiana e di fare quello che vedevo fare ai preti che stavano attorno a me, qualcuno in particolare, non sempre con lo stesso entusiasmo, però l'idea che potesse essere un modo bello, giusto per vivere la vita e per seguire Gesù. Quindi è in quel contesto che è nata l'idea di vivere la mia esistenza come prete. Allora, buongiorno Don Riccardo, anche da Padova, buongiorno e un grande abbraccio, insomma, grandi congratulazioni anche a Padova, c'è un sentimento di gioia, un sentimento di felicità all'annuncio che ha dato il vescovo Claudio Cipolla, no? Della sua nomina, che così da Roma, dal Collegio Capranica, dove penso si trovi adesso, no? Vedo quello studio così, e, e così da Roma passa a Vittorio Veneto. Siamo felici, ci sono già stati dei preti padovani, tra l'altro ricordiamo soprattutto a Monsignor Magarotto, no? È stato vicario generale a Padova. E allora la mia domanda non può che essere questo: che cosa risuona nel suo cuore in questo momento, no? Rispetto alla chiesa di Padova, dove così è nato, cresciuto come cristiano, uomo, poi prete e adesso parte come vescovo. È chiaro, una grande gratitudine, mi sento parte della diocesi di Padova fino al midollo, cioè l'ho sempre vissuta, poi con quel legame che c'era anche al mio paese con la diocesi grazie al vescovo Girolamo Bortignon, che era originario del mio paese di Fellette, quindi c'è questo senso di appartenenza a una chiesa locale reso più visibile anche dal vescovo compaesano. E quindi grande gratitudine, e qualche rammarico c'è perché forse avrei potuto fare qualcosa di più, qualcosa meglio. Non ho mai avuto la gioia di essere né vicario parrocchiale né parroco, ho sempre lavorato nell'ambito della formazione, nel seminario, della vita della facoltà teologica, quindi, però ho cercato sempre, per quanto è stato possibile, di essere in relazione con le parrocchie, ecco, con i miei compagni di ordinazione, con cui ho diciamo, un legame speciale, intenso, direi, è una di quelle relazioni che sostengono di più il cammino. Poi nella vita si allarga l'amicizia, incontri, ma quelle restano un punto di riferimento. E poi la gioia di essere in una chiesa sorella, di essere invitato, chiamato a mettermi a disposizione come vescovo di una chiesa sorella. Tutte le chiese sono
chiamate a vivere in comunione tra loro, ma appunto Padova, Vittorio Veneto, nel contesto del Triveneto, per quel legame che c'è anche grazie alla presenza, al ricordo di Monsignor Magarotto, mi rende mh, facile anche pensare di trovarmi a casa, in fondo. Volevo chiederle se ci sono alcune figure di preti, di laici, lei prima ha già fatto qualche riferimento, ma magari, non so, c'è qualche nome così che l'ha accompagnata in questa storia fino ad oggi, ecco. Sì, certo, adesso la galleria è molto ricca, però non posso non ricordare il parroco del mio paese nel tempo della mia prima formazione da ragazzo adolescente, Don Martino Bassani, e poi i parroci che si sono succeduti, in particolare l'attuale Don Teresio Bau, che mi ha visto anche lui crescere da giovane, era diacono e poi è tornato come parroco, quindi è stata una relazione molto intensa, bella. E adesso se dovessi elencare le figure, penso che non terminerei fino a maggio quando tornerà. Però queste, ma anche alcune, vorrei, ecco, eh, anche a Vittorio Veneto c'è una figura che mi ha aiutato, non so se eh, a sentire questa cosa, come reagirà, però l'attuale parroco di Follina, che è padre Francesco Rigobello, mi ha accompagnato come insegnante di musica per qualche anno negli anni del liceo, del ginnasio del liceo, e con lui senza tanti discorsi, ma più attraverso lo studio della musica, mi ha accompagnato, mi ha mostrato, ecco, che è possibile vivere una esistenza come quella di un prete, ma anche coltivare qualche passione artistica, la musica in questo caso. E poi devo dire che i vescovi della diocesi di Padova, citavo Bortignon, poi il vescovo Franceschi che mi ha ordinato, il vescovo Antonio, il vescovo Claudio e tutti gli insegnanti del seminario. Oggi è il giorno, se non sbaglio, l'anniversario della morte di Don Roberto Tura, una figura che ha segnato la mia formazione teologica e che ricordo con molto piacere assieme agli altri colleghi insegnanti, quelli che hanno già concluso il loro cammino terreno, Segalla, Sartori, Leonardi e quelli che ancora sono presenti a Padova, adesso, a Trentin, Padovani, gli altri professori che i padovani e quei preti padovani conoscono, e sentendo questi nomi penso che eh, capiscano cosa voglio dire. Faceva riferimento, anche nominando queste figure di teologi, all'importanza della formazione teologica. Rileggendo il suo curriculum è evidente quanto sia dedicato nel corso della sua vita all'insegnamento e allo studio della teologia. Ritiene che questo aspetto possa essere fruttuoso, significativo per l'impegno nella pastorale, oppure magari, come qualche volta qualcuno suggerisce, l'impegno per lo studio porta via tempo per l'interesse e l'azione pastorale più diretta? Io ho cercato di vivere sempre il mio impegno in ambito teologico come studente, come insegnante, come animatore di un'associazione teologica, come impegno propriamente pastorale, non in senso generico, ma proprio come il modo in cui partecipo assieme a tanti altri e tante altre all'azione evangelizzatrice della Chiesa, all'attenzione della Chiesa per la realtà delle persone, per questo tempo, quindi in questo senso pastorale, cioè un fare teologia come servizio alla fede, per l'annuncio della fede, per una più adeguata comprensione anche della ricchezza, della bellezza, delle testimonianze che ci giungono dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione della Chiesa, dal confronto costante con la cultura, le culture che eh, accolgono e donano molto a chi cerca di seguire Gesù in questo tempo, nel tempo che gli è dato di vivere. Quindi ecco, tendenzialmente non farei una opposizione tra
studio della teologia, almeno nel contesto ecclesiale, e pastorale. L'ho vissuta come esperienza pastorale e penso che questo poi si rifletterà anche nel mio modo di essere pastore nella chiesa di Vittorio Veneto, non come insegnante, ma come pastore che però vive anche di ciò che ha maturato grazie allo scambio, all'incontro con tanti in ambito teologico. Ecco, Don Riccardo, lei ha già citato la musica come passione, no? Vorremmo proprio, nell'ottica di conoscerla un po' di più, anche come uomo, no? Come prete, se ci raccontassi cosa significa, cosa ha studiato, se suona uno strumento e se ci sono invece anche altre passioni oltre alla musica che così nutrono la sua vita, ecco, oltre alla teologia, naturalmente, e la vita e il suo ministero. La musica per me è più una passione fatta di buona volontà che di talento. Non ho particolare talento, però ho un po' di buona volontà ce la mettevo quando studiavo appunto da ragazzo organo con padre Francesco Rigobello, poi ho ripreso poi il pianoforte con una insegnante del Conservatorio di Padova, la professoressa Lorella Ruffin, che poi è diventata anche una cara amica, e quindi l'organo, il pianoforte, ma soprattutto l'ascolto, e diciamo, suonavo più per cercare di capire come funziona questo mondo bello, misterioso, affascinante della musica. E poi, ecco, non, non nego che quando è stato detto ma Vittorio Veneto è la diocesi di servizio, sì, ho pensato certamente a tutte le figure di santi e di grandi personaggi, di preti, però Vittorio Veneto per me, cioè, evoca anche immediatamente, non posso, una figura di Lorenzo da Ponte, che non è il vescovo Lorenzo da Ponte, che pure è stato un pastore importante per la diocesi, ma è il librettista che ha preso il nome di questo vescovo, quindi Lorenzo da Ponte, è il librettista di Mozart che ha prodotto i libretti per le Notte di Figaro, per Don Giovanni, così fanno tutte opere che amo molto, conosco molto bene. E non era uno stinco di santo questo Lorenzo da Ponte nato a Ceneda, no? Però è uno che assieme a Mozart ha fatto delle cose straordinarie. Io ho questa passione un po' um, per Mozart, ho fatto anche dei corsi anche qui all'Università Gregoriana proprio su una lettura teologica delle opere teatrali di Mozart, quindi anche dei testi di Lorenzo da Ponte, e quella resta una parte della mia ricerca, della mia passione. E quindi mi sento in un ambiente anche familiare anche per questo. Ripeto, non una figura esemplare forse dal punto di vista delle relazioni con la Chiesa o con le persone, però un grande genio, questo Lorenzo da Ponte. E, ecco, e poi altre passioni, beh, le passioni che può, la lettura, certamente la letteratura, sia quella diciamo, più classica, conosciuta, ma anche i romanzi. Adesso non so se avrò anche più tempo, però ecco, coltivare la lettura, essere attenti proprio a ciò che la letteratura esprime dell'umano e della varietà, della complessità delle relazioni tra le persone con l'ambiente. Ecco, questo è uno delle passioni che cerco di coltivare. Recentemente ha vissuto l'esperienza del Sinodo Generale, la 16ª Assemblea del Sinodo dei Vescovi, un momento di Chiesa universale in cui è stato segretario generale oltre che membro dell'Assemblea. Immagino sia stata un'esperienza molto forte, l'ha citata anche nel messaggio che ha rivolto alla diocesi di Vittorio Veneto. Che cosa ha rappresentato per lei, che cosa ha significato questo servizio all'interno del Sinodo e anche il Sinodo nel suo insieme, che cosa ha significato per lei? Il tempo sarà molto poco cioè, rispetto a un'esperienza così intensa, ricca e complessa anche come quella dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi. Da insegnante di teologia, da teologo, mi sono occupato
del tema della sinodalità nel contesto dell'Associazione Teologica e poi della Facoltà Teologica del Triveneto fin dal 2004-2005. E quindi letture sul tema, riflessioni, discussioni, articoli, saggi sul tema sinodalità, mi è capitato anche di scrivere, ma in maniera abbastanza improvvisa è stata richiesta la mia partecipazione all'Assemblea del Sinodo dei Vescovi come membro e come segretario speciale assieme a padre Giacomo Costa, due segretari speciali, cioè due persone chiamate ad ascoltare tutto ciò che veniva prodotto durante il percorso dell'assemblea, fase preparatoria, durante la celebrazione, cioè ascoltare, coordinare quell'attività anche di raccolta, di discernimento, di elaborazione del testo, partecipato come segretario alla commissione per la redazione del documento finale, che poi è stato approvato dall'assemblea, approvato e fatto proprio anche dal Santo Padre e consegnato alle chiese nella fase attuativa. È stato un momento in cui ho potuto anche toccare veramente con mano, corpo a corpo, la bellezza e la complessità della Chiesa come comunione di chiese, i vari aspetti, le varie tradizioni, i vari riti, le persone poi che portavano all'assemblea storie anche molto, molto eh, ricche, a volte drammatiche, con grandi fatiche, grandi entusiasmi, grandi sofferenze e grandi speranze e attese. Poi il contatto con il Santo Padre, perché appunto, per 2 mesi ero molto presente il Santo Padre al tavolo della Presidenza, poi anche negli incontri di preparazione. Questo chiaramente ha segnato questi ultimi 2 anni della mia vita qui a Roma. E spero che questo possa aiutare, come ho scritto anche nel saluto, non tanto a parole ma con i fatti, a continuare quel cammino insieme, quel cammino chiamiamolo pure sinodale, che so essere già in atto nella chiesa di Vittorio Veneto, come ho visto anche nella chiesa di Padova e un po' anche nella diocesi di Roma, dove ho vissuto in questi 6 anni, e che ho cercato di vivere anche nella comunità dell'Almo Collegio Capranica, che è la mia famiglia ancora, a quando non sarò a Vittorio Veneto. A questo proposito, Don Riccardo, volevo chiederle proprio del Santo Padre, di Papa Francesco, no? Che l'ha chiamata a questa grande esperienza che è il Sinodo e che però in questi giorni sta attraversando così un momento molto faticoso, sembra, dalle notizie che abbiamo per la sua salute. Le chiederemmo così un augurio a Papa Francesco, ma magari anche così un ripercorrere quella che è stata la vostra relazione e la vostra conoscenza che avete, immagino, condiviso specialmente al Sinodo, ma forse anche in altre occasioni. La preghiera, l'augurio sono particolarmente intensi in questo momento in cui le chiese pregano per il Papa. È un momento di sofferenza per una persona cara a tantissimi, e quindi sappiamo cosa significa essere nella malattia, essere in questi momenti di prova, sapendo che è un cristiano che sta affrontando questo passaggio, è un cristiano che è profondamente unito a Cristo, alla croce, alla vittoria sulla morte. Quindi sappiamo che è un cristiano che è sostenuto da una chiesa, da un corpo di persone vive, da un popolo, da quel santo popolo fedele a cui spesso Papa Francesco fa riferimento e a cui ha fatto spesso riferimento anche durante i lavori del Sinodo, quindi sappiamo che non è solo, e questo credo che lo sappia bene anche lui, e quindi che questo gli dia conforto in un momento così complicato come è per chi deve affrontare una malattia così in questo contesto, in queste condizioni. Certo,
in questi 6 anni a Roma ho sentito in modo particolare il fatto che il Papa è vescovo di Roma in quanto tale, l'essere a Roma, l'essere in questa città mi ha permesso anche di viverlo non solo come un fatto legato a un'istituzione, ma come a una persona. Poi ecco, in questi 2 anni, più di qualche volta è capitato di incontrarlo, sempre nel contesto dei lavori del Sinodo, e di vedere e apprezzare, anche forse anche imparare, il modo in cui egli è attento a ciascuna persona che incontra. Lo vedevo nelle pause durante l'assemblea sinodale, lo vedevo nel fatto che egli veniva con largo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, si metteva lì, ascoltava, faceva selfie, scriveva dediche sui libri, mandava messaggi. Quindi l'attenzione a ciascuna persona, far sentire che ciascuna persona è importante per lui. Questo è una testimonianza che mi ha molto colpito, oltre chiaramente a tutto il suo invito a quella conversione delle relazioni, a conversione missionaria che è risuonato fin dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium e che trova nel documento finale del Sinodo un eco, ma non più solo, ma anche una ripresa e la possibilità di uno slancio di rinnovamento per le chiese, per le chiese locali e per tutta la Chiesa. Un'ultima domanda, Don Riccardo. Abbiamo fatto cenno alla diocesi di Padova, al collegio Capranica. Tra qualche mese, probabilmente a maggio, il suo ingresso nella diocesi di Vittorio Veneto. Quali sono i suoi sentimenti in questo momento? Già faceva cenno prima di, così immagino, una molteplicità di sensazioni e di sentimenti dentro di lei. Con quale atteggiamento in ogni caso si appresta ad entrare nella diocesi che fu del beato Albino Luciani? Ecco, che potete capire il senso di responsabilità che nasce da questo, dal fatto di essere chiamato a fare il vescovo. E mi è capitato qualche volta di insegnare cosa devono fare i vescovi e cosa non devono fare i vescovi, perché commentando testi conciliari o riflettendo sul... Quindi in questo momento ho la preoccupazione di dire va bene, sarò all'altezza di ciò che anche ho insegnato, di ciò che ho letto, ciò che ho sentito. Però c'è anche proprio la serenità di dire arrivo in un contesto di fratelli e sorelle che stanno vivendo già da tempo, da tanto tanto tempo l'esperienza cristiana, mi inserisco in questa storia. Ecco, il desiderio più grande in questo momento è di conoscere, di avere la possibilità con pazienza di ascoltare, di conoscere anche le persone, perché poi parliamo sì di chiesa, di diocesi, ma si tratta di incontrare uomini, donne, giovani, spero di incontrarne tanti, famiglie, i seminaristi, i giovani che o cominciano o hanno già eh, la- il desiderio di dedicare la loro vita come eh, ministri ordinati, come presbiteri. Ecco, l'incontro con i seminaristi, chiaramente provenendo da un contesto di formazione, da un seminario come il Collegio Capranica, con seminaristi, diaconi, giovani preti, il desiderio di fare un po' di strada, continuare a fare un po' di strada insieme anche con i seminaristi è piuttosto eh, grande. Spero che anche loro abbiano voglia, ecco, di conoscere i formatori e conoscere le varie realtà di oggi, anche poi il territorio, perché è chiaro che è un territorio che mi è familiare, essendo vissuto non troppo lontano, però mi piacerebbe scoprirlo in maniera più adeguata, conoscere le varie realtà. Ho letto, ma che chiaramente mi sono informato della vivacità anche di attività sociali, culturali, di formazione di scuole, soprattutto l'azione sociale. So che a Vittorio Veneto, immagino anche per il contributo che ha dato e a suo modo continua a dare Giuseppe Toniolo, c'è una grande attenzione per l'aspetto della azione sociale e della
Quindi sono curioso. E poi, ecco, con pazienza, spero che anche la diocesi abbia pazienza con me. Devo imparare, cioè nessuno arriva sapendo già come e cosa farà. Io devo imparare, spero di essere aiutato, di essere accompagnato in questo. Eh, cercherò di ascoltare il più possibile. Poi, chiaro, cercherò di fare quello a cui è chiamato il vescovo, quindi di guidare, di arrivare a un discernimento, a volte anche di decidere, ma spero di farlo con quello stile che ho visto in atto in tanti altri pastori e che in particolare l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi ha indicato come quello che permette alle chiese di procedere nella loro missione. Qui si tratta di essere, di corrispondere alla missione che Gesù ci ha affidato, che è quella di portare quell'annuncio di pace, di pace. E come dicevo stamattina agli alunni del collegio, penso che non sia il caso di avere uno stemma episcopale. In questo momento vedo che anche altri vescovi hanno fatto questa scelta e mi sembra sensata, però come un motto, come un parole guida, avrei immaginato un versetto della lettera agli Efesini che in questo momento mi sembra particolarmente importante, al capitolo 2, versetto 14, dove dice Paolo che Cristo è la nostra pace, Lui è la nostra pace. Vorrei essere una persona capace di accogliere la pace di Cristo, di condividerla con tanti. Grazie, grazie davvero Don Riccardo Grazie. per il suo tempo, per essersi raccontato. Noi la salutiamo con il più grande degli auguri possibili, proprio fraterno e cristiano come augurio. E personalmente voglio anche ringraziare Don Alessio Magoga, gli amici dell'Azione, della Tenda TV. È un piccolo segno anche questo, no? Questa Lui intervista di che- sorellanza tra chiese, un piccolo segno, piccolo grande segno, insomma. Perciò adesso si apre questo nuovo tempo per lei, Don Riccardo, per la Sì, con diocesi un di po' ci Vittorio. vorrà un po' di tempo, non immediatamente, perché Eh, c'è tutta di passaggi. Sono ancora rettore del Collegio Capranica, quindi ho una responsabilità nei confronti degli alunni, delle persone che sono qua e fino a quando sarò qui come rettore devo dedicarmi a loro, oltre che a qualche attività di insegnamento che è iniziata e che non può essere interrotta in maniera troppo brusca. Benissimo, e allora buon lavoro e buon cammino verso l'ordinazione di maggio e a risentirci a presto, arrivederci. Un caro saluto a tutte le persone che ci hanno visto, ci hanno Ecco, seguito in questa grazie. intervista. Ecco, pace a tutti.